La consigliera regionale Erika Baldin del Movimento 5 Stelle informa che a margine dell'approvazione del progetto di legge che definisce le norme per la ristorazione collettiva a chilometri zero, è stato approvato un suo emendamento a favore dell'educazione alimentare a chilometri zero. Ora la Regione del Veneto potrà valorizzare le iniziative di educazione alimentare rivolte in particolar modo alle persone in età scolare. Mangiare a chilometro zero significa mangiare meglio, con vantaggi per la salute e la sostenibilità delle filiere produttive, spiega Baldin. Non è stato approvato invece il suo emendamento a favore dell'introduzione del prodotto biologico nelle scuole. Aveva proposto infatti di introdurlo nei distributori automatici in modo che i ragazzi potessero mangiare prodotti sani. La proposta non è stata approvata. Approvato invece un ordine del giorno firmato sempre Baldin, volto ad aumentare la soglia minima dei prodotti a chilometri zero necessari agli esercizi commerciali per poter godere della certificazione relativa e poter esporre il logo, portandoli progressivamente dal 30% attuale al 50% in futuro. Riapre l'Indiga sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7.